concorso in omicidio colposo. Questa l'accusa mossa dalla procura di Rovigo al vicino di casa 81enne della donna di origine marocchina uccisa da un colpo di pistola che sarebbe accidentalmente stato sparato dal figlio di 8 anni. L'uomo è il proprietario dell'arma e dell'appartamento dove la donna viveva con il marito e i 2 figli di 8 e 11 anni. Un atto necessario per completare gli accertamenti e cercare di definire i contorni della morte della giovane mamma trovata agonizzante in casa proprio dal figlio e morta poche ore dopo in ospedale. Molti i punti interrogativi aperti per riuscire a fare piena luce sulla vicenda. Il bambino probabilmente non voleva sparare e non è imputabile. Resta da capire come sia entrato in possesso della pistola che lui avrebbe aiutato a ritrovare e come mai l'arma avesse probabilmente già il colpo in canna.